vi aspetto in Consiglio Comunale a Pordenone. Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, il dottor Baldassi, che è nuovo come presidente e quindi abbiamo piacere a far conoscere questa realtà che comunque ha già riconosciuto l'ordine con tre crediti formativi e come in passato è accaduto per questa iniziativa che cerca di dare qualche informazione in più strutturata attraverso anche docenti universitari, generali di corpo d'armata e così via, per l'attualità internazionale che cambia continuamente giorno per giorno la nostra vita e le nostre speranze e il nostro futuro. Diamo subito la parola al dottor Furio Baldassi. Ringrazio molto l'Università di Udine, ho già avuto occasione di partecipare in questi primissimi mesi del mio mandato ad altre vostre iniziative di grande successo. Devo dire la verità, è un argomento molto importante, un argomento di grandissima attualità, quello che vi troverete ad affrontare oggi. Sono contento che anche alcuni nostri colleghi lo seguano oggi per considerarlo parte dei loro corsi formativi. Diciamo poche cose, diciamo che l'argomento della pace, del bellicismo, della società impazzita che ci sta un pochettino caratterizzando in questo periodo. Lo so. Pronto? Andiamo avanti. Sentite? Sì? Sì, adesso sì, un po' meglio. Ok, scusate. Allora, sì, l'argomento della pace è assolutamente di grandissima attualità in questo momento e io credo che abbia una grossa rilevanza per quanto riguarda la nostra categoria, perché conoscere le cose significa avere un'informazione che funziona, significa avere un'informazione non filtrata, non omologata, significa avere informazioni precise sulle cose che succedono. E io credo che se si ha un'informazione di qualità, un'informazione che funziona, un'informazione che dice effettivamente le cose come stanno, tante situazioni potrebbero essere evitate. Vi faccio solo alcuni esempi per non farla troppo lunga, però dove si comincia nei paesi che stanno perdendo pezzetti di democrazia ad erodere proprio il concetto di informazione, azzerando gli organi di informazione stessi, cioè chiudendo i giornali di opposizione. Abbiamo esempi in Europa purtroppo tristissimi, ma ormai reali e assodati, come la Turchia e l'Ungheria, per non andare troppo lontani da noi. Abbiamo uno dei più grandi paesi del mondo dove in questo momento il presidente si permette di scegliere i giornalisti di suo gradimento per seguire le attività del suo governo. Cioè, è una situazione molto brutta, forse uno dei momenti più cupi della nostra categoria, ed è una situazione che bisogna superare assolutamente, perché io credo che solo disponendo di una categoria che fa il suo lavoro con schiena dritta, che fa il suo lavoro quotidianamente, riuscendo a dare le notizie e non essendo impedita di dare le notizie, potremmo finalmente avere un'idea anche di società, un'idea di società più precisa. Potremmo evitare tante malinformazioni, potremmo evitare tante situazioni conflittuali che ormai sembrano essere parte di questa nostra società quasi impazzita. Ecco, detto questo, per non farla troppo lunga, ringrazio ancora l'Università di Udine, vi auguro una buona tornata di lavori, saluto i colleghi che hanno voluto partecipare giustamente perché l'argomento è di assoluta attualità. Anch'io, come il mio predecessore, dovrò scusarmi perché sapete sono giornate di fine anno, sono giornate molto intense con molti appuntamenti, quindi non riuscirò a seguire tutti i vostri lavori, però sono convinto che da qui uscirà sicuramente ancora una volta un insegnamento per tutti, un'informazione, un segnale quasi di cui faremo tesoro. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il dottor Baldassi e passiamo al professor Gianluca Foresti del Master in Intelligence, in direttore, quello che è stato magna pars del Master. Diciamo, il Master è stata una invenzione del professor De Toni, rettore, ma il passaggio del testimone è stato dato al professor Foresti che
lo ha sviluppato perché il rettore diciamo, ha avuto l'idea, però poi la realizzazione è caduta tutta sulle spalle del professor Foresti e diciamo che siamo alla 7ª edizione con 70 iscritti nel master, anche 20 sovrannumerari, abbiamo superato il limite di 50 e quindi ecco che l'apprezzamento che ci viene dalle forze armate, dalle forze dell'ordine e da imprese in questo master è tale da ritenere, come dire, ormai consolidato a livello nazionale questa esperienza e proprio per questo abbiamo piacere ad avere con noi il suo, diciamo, inventore e realizzatore, il professor Foresti. Diamo la parola al professor Foresti. Ringrazio il professor Cevolin, do un benvenuto e un saluto a tutti gli ospiti presenti nella sede di Pordenone. Brevissimamente il master è stato molto ben presentato dal professor Cevolin, che tra l'altro è il vice direttore del master e segue tutta la parte di diritto e di geopolitica. E diciamo, ci teniamo a sottolineare come sempre di più il mondo dell'intelligence e il mondo delle nuove tecnologie sono fondamentali per portare la pace e per guardare la pace. Se guardiamo molto spesso molti aspetti del discorso geopolitico partono da informazioni, da dati che non sono veri, quindi le cosiddette fake news. Basta che facciamo riferimento a quello che è accaduto nella guerra del Golfo, dove l'attacco poi all'Iraq venne dato sulla base di informazioni manipolate di intelligence, col fatto che ci fossero, diciamo, armi di distruzione di massa, cosa che non è mai stata verificata e che non è di fatto vera alla luce delle ultime informazioni che noi abbiamo. Quindi l'intelligence è fondamentale per scoprire appunto le falsificazioni e fare in modo che questo limiti sicuramente quelli che sono appunto i conflitti, come la storia ci ha insegnato. Il master è la 7ª edizione, come diceva il professor Cevolin, ha sempre affiancato questo seminario geopolitico, diciamo, molto importante e molto riconosciuto a livello locale, anche i nostri 70 corsisti. Ovviamente vi auguro un buon lavoro, un buon proseguimento di attività. Grazie. Benissimo, grazie. Allora il professor Foresti ha, lo dico perché ci sono stati un po' di problemi di audio, collegato l'attività della geopolitica al Master in Intelligence. È un'iniziativa che viene proposta anche a voi che ormai siete al 3° anno e potete già dal prossimo anno, quando vi laureerete, iscrivervi, perché c'è il master di primo e di secondo livello, anche con la laurea triennale ci si può iscrivere. Ha collegato anche la riflessione sulla geopolitica ovviamente alle nuove tecnologie e allo sviluppo dell'informatica e delle comunicazioni digitali che sono l'altra faccia della geopolitica più hard, diciamo, che oggi stiamo vedendo dispiegata addirittura in una forma di guerra per certi versi, se non neanche tanto per certi versi, è proprio una guerra così come la si pensava in altri anni, cioè nella Seconda Guerra Mondiale e addirittura nella Prima, perché certe guerre sono ormai assomigliano con le trincee addirittura alla Guerra Mondiale. Devo dire che questa cosa non fa onore agli esponenti dell'Ateneo Bolognese che hanno adottato quella decisione. Io penso invece che